Ed ora è il momento di introdurre l'ospite di oggi, Sara Moretto, consigliere comunale a Portogruaro, capogruppo della lista per la Portogruaro che vogliamo, con la quale vogliamo affrontare la questione dell'ospedale, perché appunto crescono i timori per un depauperamento della struttura locale. Infatti, in questi giorni i cittadini di Portogruaro stanno ricevendo nelle loro case il notiziario comunale e in questo notiziario, come gruppi consigliari di maggioranza, abbiamo espresso chiaramente quali sono i nostri timori e il nostro pensiero. Siamo per una razionalizzazione e specializzazione, ma non siamo favorevoli al polo ospedaliero unico. Proprio per questo chiediamo delle risposte chiare dagli enti competenti, dalle regioni in primis, e nello stesso articolo annunciamo un presidio del nostro polo ospedaliero di Portogruaro per il giorno 24, giovedì prossimo. Sono soprattutto dagli operatori dell'ospedale che arrivano le notizie, anche noi nei giorni scorsi ce ne siamo occupati, perché appunto anche nei reparti si vocifera di spostamenti in favore di San Donà. Noi riceviamo delle segnalazioni da cittadini ma anche da operatori, c'è una incertezza molto forte sul mantenimento di alcuni reparti. Abbiamo parlato già in passato anche in Consiglio Comunale del punto nascite ma anche di altri reparti. Proprio in Consiglio Comunale abbiamo condiviso anche con le forze di opposizione un documento che abbiamo inviato in Regione nel quale chiediamo il mantenimento dei poli ospedalieri di San Donà e di Portogruaro con un'equa distribuzione dei servizi. Riteniamo che il polo ospedaliero unico, soprattutto se collocato a San Donà, come recentemente la Presidente della provincia ha annunciato, sia un grave pericolo, perché non andrebbe altro che a favorire le fughe verso il Friuli Venezia Giulia, che rappresentano un costo non indifferente per la nostra regione. Ma come mai allora la politica portogruarese non è riuscita a far sentire la sua voce nei tavoli che contano fino ad ora? Il Comune di Portogruaro ha fatto sentire la sua voce, ha chiesto incontri anche in municipio, sono state effettuate delle commissioni ad hoc, anche se in realtà con il direttore generale non siamo riusciti a parlare. Abbiamo utilizzato tutte le vie istituzionali per avere delle risposte chiare e continueremo ad utilizzarle, ma riteniamo sia giunto il momento di fare un'azione forte come quella che abbiamo annunciato, appunto, del presidio il giorno 24 fuori dal nostro ospedale di Portogruaro. Grazie quindi a Sara Moretto, consigliere comunale di Portogruaro. Naturalmente l'appuntamento quindi il 24 a difesa dell'ospedale di Porta. A proposito della cittadina